E Paolo Amenda è il nuovo presidente dell'Associazione dei Comuni Siciliani, eletto per acclamazione durante la 12ª Assemblea dell'Unione dei Comuni Siciliani al San Paolo Palace a Palermo. Amenda è sindaco di Canicattini Bagni, nel Siracusano, e vicepresidente uscente dell'ANCI. È stato il candidato unitario dell'Assemblea e succede a Luca Orlando, in carica dal 2014. I temi sul tavolo, ha dichiarato Amenda, sono quelli della situazione degli enti locali è complicata, ma grazie all'unità dimostrata dall'ANCI e tramite la condivisione vogliamo affrontare i grandi temi ai quali siamo chiamati, la grande crisi finanziaria prodotta dall'applicazione del 118 per passare all'autonomia differenziata e poi gli annosi temi che riguardano l'amministrazione, i rifiuti, il sistema idrico integrato e adesso anche il caro prezzi legato al costo dell'energia. Sì, unico candidato, ma diciamo che sono la sintesi di un ragionamento che è partito da qualche mese. Viene premiata, diciamo, la costanza, il conoscere i problemi dei comuni siciliani. La situazione chiaramente è molto complicata, complesse saranno le soluzioni, però questo mi riempie di onore perché siamo riusciti a trovare la quadra, cioè a far nascere finalmente un'ANCI unica, un'ANCI unita, autonoma, che punterà moltissimo sui problemi dei comuni. Quindi per cui il mio ruolo sì, mi fa onore, sono onorato di rappresentare i colleghi, ma mi dà tantissima responsabilità perché il momento è importante. Ai nostri occhi si sta aprendo una stagione importantissima, capirete bene cosa significa nuova programmazione 21-27, capite bene cosa significa il PNRR, il momento in cui si parla di autonomia differenziata, federalismo fiscale, sono tutti temi di grande importanza che prima o poi si scateneranno e quindi caleranno sui territori e quindi andranno a toccare i cittadini normali, quindi per cui impegno totale, massimo davanti a questo scenario e proveremo a trovare le soluzioni rispetto a questi temi. Con Leo Luca Orlando, che io ho collaborato da vicepresidente, abbiamo fatto fare un salto in avanti all'associazione, cioè è diventato veramente il sindacato dei comuni, abbiamo costruito l'unitarietà dell'ANCI, non esistono problemi dei comuni che siano di destra o di sinistra, sono i problemi dei comuni che poi diventano politiche sociali, che poi diventano servizi da offrire, servizi essenziali da offrire ai cittadini. Quindi Leo Luca Orlando ha fatto da guida in questi anni con la sua competenza, partendo da una città metropolitana che quindi è una grossa città, adesso cambiamo passo, un sindaco di una città media che deve affrontare anche le tematiche delle aree interne, ma soprattutto le aree urbane, quindi ci troveremo di fronte tantissimi problemi che proveremo ad affrontare e a dare soluzioni.